Un insegnante italiano di 40 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo aveva cercato di attirare le attenzioni delle ragazzine all'uscita di scuola, nei pressi della fermata dei bus di fronte ad un istituto scolastico di Viale San Lazzaro. Si appartava all'interno della propria autovettura con la portiera semiaperta con l'intenzione di farsi osservare. Ad incastrarlo le immagini girate con il cellulare da una studentessa minorenne che aveva osservato la stessa scena ripetuta il giorno precedente. Il video, inequivocabile, consegnato dalla madre della ragazzina agli agenti della Polizia di Stato ai quali aveva denunciato i fatti, ha permesso agli agenti di risalire al responsabile grazie al numero di targa della vettura. Il quarantenne è stato individuato e portato in questura ieri. L'uomo alla fine ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui il questore, vista la gravità dei fatti, ha disposto inoltre la misura dell'avviso orale. In corso accertamenti sulle responsabilità dell'insegnante in altri episodi simili.